Una bomba pronta ad esplodere. È la questione precari in Sicilia. Un esercito di 24.000 persone impegnate da decenni nelle pubbliche amministrazioni attraverso la proroga annuale dei contratti. Da quasi 30 anni è così, da quando la classe politica siciliana generò il mostro del precariato con la lusinga della stabilizzazione. Adesso si è alla resa dei conti, il sogno della stabilizzazione sembra svanito, quello della proroga dei contratti in scadenza il 31 dicembre prossimo, addirittura messa a rischio dopo la decisione della Camera di bocciare l'emendamento che prevedeva una deroga al patto di stabilità dei comuni. Regione e sindacati hanno deciso di far fronte comune per elaborare una proposta da presentare ai ministri dell'economia e della funzione pubblica che consenta una deroga di almeno un anno, istituendo un'unità di crisi. La task force si riunirà lunedì e sarà composta dagli assessori regionali all'autonomia locali, lavoro e bilancio Patrizia Valenti, Ester Bonafede e Luca Bianchi e dei rappresentanti dei sindacati confederali e di categoria. L'indomani, martedì, Crocetta volerà a Roma per sottoporre il nodo dei precari direttamente al Presidente del Consiglio Enrico Letta. Il clima di confronto col governo nazionale si annuncia però tutt'altro che sereno e il ministro della pubblica amministrazione Giampiero D'Alia replica a muso duro a chi l'ha attaccato l'esecutivo nazionale. Fossi un precario siciliano, dice, andrei a prendere a calci nel sedere quei politici e quei sindacalisti che nella regione hanno concorso a creare questo sistema fatto di bugie, ricatti e collusione. Il riferimento è alle accuse e critiche di esponenti politici siciliani, non ultimo il capogruppo del PDS MPA Agrigentino Roberto Di Mauro, che definisce scellerata la decisione di non autorizzare la riassunzione nonostante il loro costo non gravi minimamente sulle finanze dello Stato. Tutto questo, a suo giudizio, è dovuto a due elementi purtroppo concomitanti: l'assoluta inconsistenza politica dell'operato del ministro D'Alia, che, prosegue ironicamente Di Mauro, nato a Pordenone, ignora la realtà dei fatti siciliani. Ma Di Mauro neanche per Crocetta, la cui rivoluzione lunare prosegue, mostra in modo tristemente eclatante i suoi veri risultati sulla pelle di quasi 20.000 siciliani. In difesa di D'Alia e di Crocetta scende in campo il capogruppo UDC l'agrigentino Lilo Firetto, secondo cui di lunare ci sono solamente le dichiarazioni dell'onorevole Di Mauro e di quanti speculano sulla vicenda dei precari. Non sono accettabili, continua Firetto, critiche né tantomeno consigli da chi per anni ha chiuso gli occhi davanti al problema o peggio ha contribuito ad aumentare un sistema perverso retto sulle bugie e sulle clientele.